Allora andiamo a leggere subito le formazioni in campo. Petrarca Padova, Innocenti, Bortolussi, Ziegler, Sanchez, Morsellino, Travaglia, Meniti, Ippolito, in mediana Ansel, Targa e Sarto. In terza linea Mathers, Zveraghe, in seconda Leso, Gega e Novak in prima linea. A disposizione Caporello, D'Agostino, Damiano, Bellini, Francescato, Bertetti e Favaretto. Risponde la VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta con Basson, Zorzi che a sorpresa negli ultimi giorni va a sostituire Bacchetti infortunato, Menon, Pedrazzi, Lubian, Duca Wilson, Ferro De Marchi, Persico in terza linea. Tumiati, Jones seconda, Ceglie, Maoni e Quaglio. A disposizione Gatto, Lombardi, Gaeta, Pierini, Ciocchina, Calabrese, Lenarduzzi e ovviamente Bacchetti. Arbitra il signor Mancini, è abbastanza angolata sulla sinistra. E centri pali Innocenti, estremo, tenta una finta ma viene bloccato, non ci scappa la di linea. Calcio per noi, bene, bene, buona difesa. Adesso c'è un vantaggio rosso-blu, centrale. E Stefi non sbaglia. Sì, esatto. Invece Targa. Attenzione Bortolussi, buco centrale, salta Wilson, Bortolussi. Ah no, è Innocenti. Innocenti mette di Innocenti e non di Bortolussi. L'interno del 10 che è a 10 metri. E noi l'ultimo della touche. Però bella filosofia anche in difesa, di avere le buone sensazioni quando lo attaccano e mettono indietro. C'è il calcio di Meniti, Ippolito. 13-3 Petrarca. Ci stiamo un po' là vicino. Stefi per Menon. Placaggio un po' alto. Tanto Stefan vediamo, ha un'altra chance. Sembra che sia a sinistra. No, c'è. Ho visto il video di Sanchez che ha guardato in terra perché vuol dire che c'era. Duca apre tutto per Stefi. Aperto c'è Menon. Ancora bravo avanti. Zorzi. Peccato. Buono. E Stefan non sbaglia. Vediamo come va. Lui centra i pali. Ottimo calciatore questo ragazzo. Otis utilizzabile sia a destra che a sinistra. Parte Meniti, Ippolito. E dal boato della tribuna opposta noi 3 punti in più. la mette. Purtroppo. Meniti, Ippolito. Ziegler. Attenzione. E si inserisce Bortolussi al lato. C'è il sostegno interno di Innocenti. Come il suo compagno in meta. E la mette. Bel calcio dell'apertura giovane. Travaglia apre. Meniti, Ippolito apre il largo. Nella precedente meta. Bravo e fortunato. Finiamo in 14, ma il problema della squalifica poi non tanto in questa partita che insomma è già andata, ormai siamo negli ultimi minuti, è impossibile recuperare un 33-9, sono in avanti. E fischia la fine dell'arbitro Mancini. Il Petrarca batte la VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta per 33-9.